Anche oggi siamo in Corso Magenta qui con Brescia in tavola, tra poco vi racconteremo una nuova ricetta, intanto facciamo due parole con Elisa. Elisa, ciao, ben trovata. Elisa, tu di che ti occupi? Che fai nella vita? Sono un medico di medicina generale io. Bene, è di soddisfazione questo lavoro, da tanto lo svolgi? Lo svolgo da poco, ma Troppo giovane. soddisfazione assolutamente. Bisogna Non lo sempre cambierei essere mai. disponibili per tutti. Assolutamente, Poi il senz'altro. medico di base che è un po' psicologo, un po' confidente, un po'... Senz'altro, sì, è il punto di riferimento dei pazienti alla fine. Teniamoci ristretti, ragazzi, queste giovani professionalità. Tu hai degli interessi, degli hobby, hai un po' di tempo libero? Sì, grazie a Dio sì, la lettura, mi piace guardare serie TV, mi piace andare a mangiare in giro, Ottimo! posti nuovi. Perché il medico di base, soprattutto durante il periodo invernale, lavora di più, insomma, no? In Sì, generale. sì, è il periodo di maggior lavoro, sì. Oh, e tu ci hai detto poco fa che ti piace anche andare a mangiare. Che cosa? Quali sono i piatti? Di tutto, soprattutto quelli della nostra tradizione, però di tutto. Tu sei di Brescia? Brescia città, sì. Alcuni piatti che prediligi? Ma casoncelli nostri, bresciani, non Molti li nominano nel nostro programma, noi bergamaschi, per carità. i nostri bresciani, lo spiedo, il manzo all'olio, un po' di tutto insomma. Bene, te la cavi anche in cucina, ti piace? No, quello no. Ti piace trovarla pronta? Esatto, sì. Vabbè, ma un piatto, sai fare cucinare qualcosa? Spaghetti al pomodoro, sì. L'ho comprato. Esatto. Manco realizzato in casa. Vabbè, ma sicuramente un ottimo medico, perché noi non stiamo cercando ottimi cuochi, ma insomma persone così comuni, quindi ci sta. Allora, oggi ci spostiamo in Valle Camonica nella puntata odierna per raccontarvi la zuppa brenese di orzo, quindi di zona Breno con l'orzo. Ora ti dico una serie di ingredienti, tu Elisa mi dici secondo te sono presenti o meno in questo piatto. Allora, pane raffermo, sì o no? Sì. Luccio di lago. No. Non sta al lago, cioè c'è a Iseo ma un po' più giù, poi zuppa, dai. Lardo? Sì. Sì. Aglio? Sì. Germogli di soia? No. Queste. Patate? Sì. Sì. Bocconcini di manzo? No. No. Cipolle? Sì. Salvia? Sì. Funghi? Sì. No. Riso? No. Orzo perlato? Sì. Fagioli borlotti? No. Sì. Latte? Ok. Sì. Sì. Formaggio grattugiato? Sì. Sì, basta. Oh, è stata bravissima. Dobbiamo chiudere perché c'è una zanzarina che si sta girando intorno. Va bene, alla prossima. E noi iniziamo. Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, spiedo pure il baccalato, che forma e sa la nostra. Ed eccoci qui dopo la nostra sigla, ben trovati a Brescia in tavola, una nuova puntata. Avete visto? In Corso Magenta c'era la nostra dottoressa Elisa, che si è cavata molto bene, poi lei è medico, quindi non può che essere bravissima. Niente da dire, bravissima. Come tutti i medici. Esatto. Che salutiamo e ringraziamo. Tu lo frequenti il tuo medico di base? Certo. Sì, contento di vederti? Non lo so, però... Lo scopriremo in un'altra puntata. Intanto avete visto che vi racconteremo oggi la zuppa brenese di orzo, quindi vi riaccompagniamo in Valle Camonica. Non ricordo, tu come stai messo con la Valle Camonica? No, non tanto, non ci vai su, non hai amici, Non conoscenze, troppo, occasioni, però peccato perché se tu passassi da Breno, e anche voi magari lo potete fare, soffermatevi perché vi regala delle attrattive davvero interessanti, sia storiche che naturalistiche. Il castello, ad esempio, situato su un promontorio che domina il centro abitato e tutta la porzione di Valle Camonica, è il complesso fortificato più importante della zona. Prendi appunti che queste sono pillole di cultura. Si possono visitare la chiesetta medievale di San Michele, una casa torre signorina e un palazzo del 200 con una torre di 20 metri. Quindi però... la Tour Eiffel di Breno. Poi c'è il Camus. Tu sai cos'è il Camus? No, il Camus non no. è Albert Camus, è un altro letterato importante. Questo è il Camus, Museo Camuno, Camuno Museo, Camus. Vabbè, Camus. Ok. Il Museo Camuno, il museo storico archeologico del territorio, ospitato nel Palazzo della Cultura. Un percorso tra l'altro anche parecchio interessante, va dalla preistoria, e che lì ovviamente insomma era molto, si è data molto da fare, insomma è stata un'epoca che ha segnato importanti realtà,
l'età moderna con opere d'arte, stemmi, utensili e dipinti locali, poi il santuario di Minerva, il parco archeologico di Minerva, la chiesa di Sant'Antonio in piazza Sant'Antonio che risale pensa un po' al XIV secolo, Erigia Bebetu, contiene affreschi di scuola romanine, poi la chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore con affreschi del Guadagnini, e c'è pure a Breno un rifugio antiaereo, pensa un po', guarda quante cose C'è ti tutto dico, a Breno. scavato sotto la collina del castello, che risale alla seconda guerra mondiale. Vedi? A Breno l'avresti mai detto, ma non solo questo, c'è anche la zuppa brenese, i cui ingredienti, cara Federica, quali sono? Allora, gli ingredienti della nostra zuppa brenese sono, avremo due fasi, diciamo, Sì, per la due panata fasi. avremo del pane che raffermo, chiaramente, sarebbe meglio di segale, ma anche quello normale può andare bene. Avremo del L'importante è che lardo. sia sta adesso. Sta la 10, sta la 10, sta la 20, adesso, e sì. via dicendo. Avremo del lardo, dell'aglio e dell'acqua. Per la zuppa invece è una ricetta un pochino laboriosa, un po' più laboriosa delle solite. Per la zuppa dovremo usare delle patate, delle cipolle, dell'aglio, dell'olio di oliva, mi raccomando extravergine di olivano, un rametto di salvia, esattamente, che qui non vedo, però va bene, dell'orzo perlato. Ok, dei fagioli borlotti e del latte. Va bene, ecco, noi Poi la avremo rappresentanza di ingredienti l'abbiamo qui. le solite cose, il formaggio grattugiato, il pepe. Va bene anche il formaggio nostrano, poi in montagna, da quelle parti. Montagna, insomma, direi. scegliete quello che più vi aggrada. Stagionato, va benissimo. Quindi il procedimento. La sera prima, comincia la sera prima. Ma se lo sai, dillo tu. Vabbè, dai. Allora, devo Tu dire mi hai due parole. interrotto quando io parlavo del castello. Davvero? Lo dico tu, lo metti tu. Dunque, come diceva appunto Carlo, la sera prima metteremo in ammollo il nostro pane a pezzetti. L'indomani lo faremo soffriggere, scusate, il nostro spicchio d'aglio nel battuto di lardo finché sarà ben rosolato. Toglieremo l'aglio e aggiungeremo il pane ammollato con la sua acqua ed un pochettino di sale per dar sapore. Certo. Faremo bollire piano piano per circa un paio d'ore. Ah, caspita. Sì, in un recipiente coperto. In un'altra pentola soffriggeremo nell'olio le cipolle tritate molto molto finemente con lo spicchio d'aglio. Poi aggiungeremo le nostre patate tagliate a dadini e mescoleremo per alcuni minuti, lo lasceremo per alcuni minuti mescolando. Quindi metteremo il pane, la nostra panata, il rametto di salvia, sarebbe meglio avvolto in una garza per poi estrarlo Per l'aroma, esattamente, in maniera tale che non si rompa e vada un attimino in giro. I segreti della cucina brenese. Faremo sobbollire il tutto per circa un'oretta, dopodiché uniremo i fagioli e l'orzo. E l'orzo, Zuppa mamma brenese mia. di orzo. Alla fine. E l'orzo. E una volta aggiunti fagioli e orzo, proseguiremo la cottura per circa mezz'oretta, poi andremo chiaramente ad assaggiare. Serviremo la nostra zuppa bollente con del pepe e del formaggio grattugiato. Mamma mia ragazzi, un bel piatto ricco, sostanzioso, Piuttosto nutriente. laborioso ma buonissimo. Piuttosto laborioso e tipicamente autunnale, invernale, ecco, non penso Direi. che a Ferragosto si possa gradire la zuppa brenese di orzo, anche se per carità di Dio sempre buona. Amici di Breno, ce la siamo cavata, non vogliamo saperlo, siate magnanimi e anche voi, speriamo di avervi fatto una buona compagnia. Vi rimandiamo alla prossima puntata con Brescia in tavola qui su Teletutto. Ciao! Ma che bontà, piace al sindaco e al sacrestà, tu caso un sei e tutto il resto, e cos de dire tutto a posto.